Assunta come badante da 15 giorni, mai avrebbe pensato di rimanere vittima delle ossessive attenzioni sessuali di un uomo di 85 anni. Protagonista della vicenda una 35enne di origine marocchina alle dipendenze di un anziano ex allevatore di Castelfranco. L'arzillo vecchietto, fin dalla prima sera, si era fatto trovare quasi completamente nudo nel letto della sua badante, senza minimamente nascondere le sue intenzioni. Una vitalità che potrebbe per certi versi far sorridere se non fosse che le violenze subite dalla donna sono state reali e ben tangibili. L'85enne non ha smesso di molestarla nemmeno mentre si trovava ricoverato in ospedale. L'uomo, alla presenza peraltro di un testimone, ha tentato di palpeggiare la donna e di toccarla nelle parti intime. La donna si è rifiutata e l'uomo ha reagito schiaffeggiandola. I continui palpeggiamenti ed i tentativi di consumare un rapporto sessuale hanno spinto la badante a licenziarsi e soprattutto a denunciare tutto ai carabinieri. L'uomo, interrogato, ha smentito ogni cosa, ma dalle ricostruzioni fatte dagli investigatori è emerso che altre assistenti domiciliari nell'ultimo anno sono fuggite a gambe levate da casa sua. Diverse badanti sono fuggite, molto probabilmente esasperate dalle condotte poste in essere dall'uomo. Nel corso dell'ispezione presso la sua abitazione abbiamo trovato diverse scatole di Viagra. Nei confronti dell'ex allevatore 85enne è quindi scattata inevitabilmente la denuncia. L'accusa pesante è quella di violenza sessuale.